10.000 posti di lavoro che il Veneto non può permettersi di perdere. Ma in questo periodo in cui una delle preoccupazioni principali è ancora quella dell'occupazione, perché ovviamente la ripresa è lenta a salire, certamente è un problema serio che va affrontato. Meno 12,4% per il settore crocieristico nel porto di Venezia nel 2015, unico porto italiano ad avviarsi e chiudere un anno da record per il turismo in negativo. Dati alla mano, la Banca d'Italia di Venezia certifica il calo nel presentare l'andamento congiunturale 2015, un monito che arriva all'indomani della decisione di MSC Crociere che di fatto pronuncia un mezzo addio alla città. Nel presentare infatti il nuovo piano industriale, la compagnia annuncia la riduzione drastica del 40% delle presenze di passeggeri a Venezia nel 2016. Da una parte un settore come quello delle crociere in cui è strategica la programmazione, dall'altro un continuo rinvio. Quello che danneggia il sistema probabilmente è questa lunghezza del dibattito, perché i crocieristi, chi organizza le crociere ha bisogno di programmare e ovviamente per durata dell'incertezza rende difficile la programmazione, per cui anche se non ci fossero provvedimenti qualcuno a un certo punto decide di non venire semplicemente perché non è in grado di programmare con certezza. Una sconfitta per tutti, il commento di Matteo Zoppas, presidente degli industriali veneziani. Gli fa eco Alessandra Moretti, capogruppo del Partito Democratico in Regione, pieno il suo appoggio alla soluzione messa in campo dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente dell'autorità portuale Paolo Costa, che 2 giorni fa hanno presentato lo scavo del nuovo Tresse. Mi impegno a sollecitare governo e ministri competenti perché i 20 mesi previsti per realizzare il nuovo canale vengano rispettati, conclude Moretti.